Hola amici miei, oggi siamo in un nuovo video, io sono Gigi e oggi faremo un video piuttosto diverso dagli altri. Faremo un gioco nuovo, siccome domani è domenica ho deciso di fare oggi che è sabato e sono le 9:54 e quindi farò oggi il video e non so se pubblicherò questa sera o domani. Oggi giocheremo Give It Up e nella descrizione qui sotto vi scriverò due giochi fra cui voi dovrete scegliere, cioè Blood and Glory, non so se ho detto bene ma va bene uguale, e Robbery Bob. Ve li scriverò qui in descrizione e voi sceglierete fra quali due giochi dovrò fare. Bene, iniziamo. L'ho scaricato pochi secondi fa, ve lo dico. Così abbiamo anche la musichina di sottofondo e non fa male. Scusate se si sente un rumore, ma bene, iniziamo. Bello ragazzi, no? Io ho perso. Ah, ora ho capito. No, aspetta. Ah, aspetta. Ah, ora ho capito. Ora sinceramente ho capito. No, non ho capito. Cioè sì ho capito ma è un po' difficile. Ah, aspetta dai. Ma perché? Non ci sto capendo niente. No, aspetta ragazzi. Ritorniamo indietro. Siamo ancora al primo livello, 55%. Ci basta e ci avanza, no? Ma come si salta? Ma io non capisco, sto spigiando, qualche volta mi salta qua. Ecco.
Dipende da come la vuoi a questo punto. No. Oh. È bravissimo, cioè è spettacolare. Ragazzi, dovete scaricarvi anche voi questo gioco, è bellissimo. Io consiglio, sinceramente. C'è anche la musichina bellissima. Avete visto come si gioca, ragazzi? Come dei veri professionisti. Ecco, ragazzi, la bravura mia. Però c'è tanta pubblicità. Però la musica mettiamo bella. Vabbè, l'importante è che sappiamo saltare i primi ostacoli, perché ora li sappiamo. Ti piace, ragazzi? Sentite che musica. Che è successo? Abbiamo fatto l'85%. Siamo dei boss. No, ancora l'1. Ma tocca fare per forza il 100%. Ragazzi, lo dovete provare, sinceramente. Sentite che canzone. Bellissimo. Sì. Ma costano soldi. Ma dai. Vabbè, ragazzi, questo è il gioco che ho scaricato. Non me ne pento, sinceramente, bello come gioco. È un po' difficile da capire. L'unica cosa da criticare sono le pubblicità che mi dà ogni tanto e mi cracca. Questi pallini che costano soldi, che non dovrebbero costare. Ora vediamo nella seconda versione di Give It Up come sarà. Vediamo che cosa c'è. Sì, vabbè, comunque usciamo. Andiamo. Bene, questo per oggi è tutto. Queste sono le critiche da parte mia. In descrizione vi metterò i giochi che dovrete consigliarmi nel prossimo video.
cioè dopo Give It Up 2 che farò, o che durerà un pochino normalmente. Questo Give It Up sia l'1 sia il 2 farò 3-4 puntate e scrivetemi un commento qui sotto. Per oggi è tutto, ciao ragazzi.